questo è il momento per riuscire ad cambiare passo rispetto all'amministrazione Pavan, che è un'amministrazione che ci ha deluso profondamente. Cambiare passo per dimenticare la delusione. È questo l'obiettivo di Italia Viva Bassano e Gianni Castellan, che in quel grande centro, ormai affollatissimo, annuncia i nomi dei candidati che correranno la lista Finco Sindaco con l'obiettivo di contribuire a temi importanti per la città. Uno, il tema del sociale legato al mondo degli anziani, e l'altro contributo riguarda il tema paesaggistico e ambientale, in cui abbiamo in mente una serie di iniziative per rendere Bassano ancora più accogliente e ancora più bella. Una squadra designata per ogni settore: Cinzia Centin e Gaspare Camonico in campo per temi sociali, Michaela Agricolo e Dennis Foffano per industria e artigianato, Nadia Barbieri e Giovanni Reginato per scuola e sanità, e poi Gianni Castellan, che sulla scacchiera di questa campagna elettorale ha pronte le prime mosse. La prima mossa da fare è sostanzialmente aumentare il numero di votanti. L'ultima volta hanno votato 22.000 bassanesi, noi puntiamo a far sì che, producendo una buona politica, portare alle urne una percentuale in più di uomini e donne di Bassano.